Bentornati in diretta dallo stadio Franco Frogheri di Nuoro per assistere alla prima giornata del campionato di eccellenza di fronte alla Nuorese e lo Stintino. Arriva in questo momento, sono le 16 in punto, poi giro palla, la conclusione di Fabio Cocco dalla distanza, pallone che termina sul fondo, la prima conclusione di Capitan Cocco, poi Borrozzu col petto, prova addirittura la conclusione dalla distanza col portiere, palla dentro verso Flavioni con la sinistra, la risposta di Selva, poi arriva Rosano, il gol della Nuorese che sblocca la partita al minuto numero 10 di questo primo tempo con il numero 7 Rosano. Nuorese 1, Stintino 0. Cocco col destro, palla che arriva all'interno dell'area di rigore, pallone che rimane là, non riesce nella conclusione, poi Ilario col destro, Cocco, palla sul primo palo, c'è il gol di testa di Ticco sul primo palo, arriva la zampata della Pantera Nera che raddoppia, l'assist è di Capitan Cocco su calcio di punizione, arriva la Pantera Nera sul primo palo, va in questo momento palla che gira, la risposta dell'estremo difensore Semerzidis verso Flavioni, ancora alla sponda, poi Cocco con la destro, la risposta dell'estremo difensore, poi ancora Rosano, palla messa in mezzo, Grigoriadis, la traversa clamorosa del centravanti greco. Sul punto di battuta Cocco con la destro, pallone che non gira, cerca il primo palo Fabio Cocco, parte Cocco con la destro, pallone che gira, ancora l'intervento di Selva a salvare la Nuorese, ancora Gallo ha spazio di fronte a sé, palla per Ticco con la destro, il dribbling, la conclusione, c'è il gol di Ticco e la doppietta personale per il numero 10 della Nuorese. A fischio del direttore di gara, la Nuorese batte lo Stintino per 3-0.